Ciao a tutti ragazzi e ragazze, un momento di attenzione, volevo dirvi che su Telegram ho creato il mio canale in modo da portarvi anche lì i miei video, quindi dateci un'occhiata. Ma alcuni di voi si chiederanno cos'è Telegram? Telegram è semplicemente un'app di messaggistica stile WhatsApp focalizzata sulla velocità e sulla sicurezza. Quindi passate anche in questo social di messaggistica blu a fare un giro e vi ricordo che anche quello è gratis. Anzi, mi dimenticavo, buona visione! Buongiorno! Che bel sole c'è oggi! Wow, fantastico! Direi che per l'impresa di oggi va tutto bene. Oh, bel sole, bella giornata, zero nuvole, direi che è perfetto. Accessori ci sono. Oggi volevo farvi vedere nel calendario. È il 13 giugno, Sant'Antonio, il santo di Padova. Io abito nella provincia di Padova e adesso vi svelo un trucchetto. Intanto vi faccio vedere anche la borsa con il cibo, i viveri, per avere energia perché ci servirà tra poco. E olè! Non funziona sempre. Forse ho studiato poco, devo studiare un po' di più. Voilà! Olè! Pronti? Ciao! Ciao piccolo Pingu! Buongiorno! Ciao bellissimo! Ciao! Oh qua, colazione, frullato. So che qualcuno magari è scettico, ma io mi trovo bene. Ciao, io devo andare a compiere una missione. Abbiamo un pezzo della bicocca. Oh, dai, mangia! Coraggio! Com'è? Ciao ciao. 3 ore e 58 minuti per arrivare alla Basilica di Sant'Antonio. Vabbè, vediamo. Intanto sono le 7:30. Parto, anzi sono già partito. Ho già fatto 100 metri e avanti marcia. Quindi avete visto 3 ore e 58 a piedi. Ma voi vi starete chiedendo, ma perché devi andare a piedi? Ebbene sì, c'è una tradizione che il giorno di Sant'Antonio, ovvero il 13 giugno di ogni anno, molte persone della provincia di Padova e anche non si recano alla Basilica del Santo. Quindi ho detto, un giorno ci proverò anch'io. Molti anni or sono. Quanti? Or sono 5 sono. Or sono 3 sono. Quasi. Perché mi sono laureato un po' di anni fa. Io durante una lezione non capivo nulla. Era la lezione di statistica. Non capivo assolutamente niente. Ho detto, io se passo questo esame vado al santo a piedi di corsa. C'è un'altra parentesi lì da aprire, perché di corsa non posso andare oggi, anche se vorrei tanto. Due anni fa tentavo come allenamento di andare alla Basilica del Santo a piedi. Purtroppo durante gli allenamenti mi fermavo circa al 10° chilometro perché ho un problema con la caviglia. Questo argomento vi dedicherò un altro video, non penso sia questo il momento adatto. E quindi l'unico modo per andare al santo a piedi non è di corsa ma walk, camminando. Ok, quindi oggi ho preso la palla al balzo, ho iniziato a fare video su YouTube, sono libero, doveva esserci anche il buon Bembe, però non vedo nessuno. Risponde alla segreteria telefonica del Ramboso. Come si dice qua in Veneto, della serie io non vedo nessuno, non so voi, no. So momentaneamente despa. E quindi ho detto, dato che lo chiamano risponde. Gli scrivo, non mi risponde. Dovete siete busati qua se non tiro qualcuno tutta la birra. Vado da solo, come inizialmente avevo pensato. Buon riposo Bembe. Se guardi questo video, ciao. Armiamoci di pazienza, abbiamo 4 ore a piedi. Porca miseria. Vabbè, alla fine è come un allenamento di bici. Però lì sono seduto, no, devo fare la rotonda nuova. Mi tocca fare tutto il giro largo. Porca miseria. Uffa. Chissà come sarà fare il cammino di Sant'Antonio. Ma e anche Brugine l'abbiamo fatta. Sbang! Ok, adesso inizieremo ad andare per via Ardoneghe. Sarà un po' più lunga, però almeno un po' più sicura. E siamo qua! Guardalo! Bembe! Ciao! Come stai? Adesso violetto! Proprio lui! Proprio lui!
Bene, Wow, cacchio. ce l'abbiamo fatta. E non ho sentito la sveglia. Sì, sì, ma lo sanno, gli ho già raccontato tutto. Non mi aspettavo che sarebbe arrivato Bembe e invece eccolo qui, armato di racchettoni. Forse mi serviranno a me dopo per la caviglia. Speriamo di no, che Dio mi assista, che Dio tassista. Tassista. Esatto. Speriamo di arrivare sani e salvi. La gran sorpresa di Bembe, fantastico, amazing. E quindi mi farà compagnia. Pensavo di farmela da solo, ero già armato di pazienza. Insomma, questo è un ottimo allenamento per il cammino di Santiago di Compostela, giusto? Sì, è un ottimo allenamento. Io l'ho fatto 2 volte. Sì, fai 2 volte e mezza. L'ho fatto da casa mia fino a Palato della Valle. Fantastico. La storia è piena di non alzate, È piena. Di sveglie che non suonano. Mi è capitato quando dovevo fare il test della magistrale che non mi è suonata la sveglia. Mi è capitato qua. Però dai, è di buon auspicio. E noi andiamo avanti, Padova, the show must go on, avanti sempre. Importantissimo mangiare, dobbiamo reintrodurre carboidrati perché abbiamo intaccato zuccheri e lipidi. Sono già le 9:30 passate, quindi 2 ore che cammino, è ora già di mangiare. Buonissima. Se il video finora ti è piaciuto, metti un bel mi piace, iscriviti al canale, tanto è gratis e mi fai un gran favore. Non ti costa nulla. Sono fornitore ufficiale di barrette anche a Bembe, sta mangiando anche lui perché è fondamentale mangiare. Importante mangiare, ma soprattutto bere. Siccome abbiamo quasi già finito 1,5 litri d'acqua a testa, Sì. abbiamo deciso di riempire l'acqua al distributore di Legnaro. Siamo a un buon punto, sono le 10:10, mi sento già abbronzato, quindi non sono abbronzato quest'anno, è la prima volta, però iniziamo oggi. Vero Bembe? Cominciamo sempre bene. Cominciamo sempre tardi e ci idratiamo. Siamo arrivati all'altezza dell'Agripolis, Università degli Studi di Padova, importantissimo. Tra l'altro ho operato anche a Ieie qui al ginocchio, quindi importantissimo. Bembe, come stai? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene? Maciniamo chilometri come se fossero acqua. Beato lui, io ho sete, ho fame, mali piedi. Ah dai, la caviglia destra, sto spostando tutto il mio peso sulla parte sinistra, non è corretto, lo so, infatti sto già facendo una vescica sul piede sinistro. Però dai, siamo in bolla. Come vedete manca 1 ora e 47 minuti, stiamo quasi per arrivare. Road to Santo. Sì. Stiamo per affrontare la prima asperità di giornata, ce ne saranno due cavalcavia, vedremo se l'altro lo affrontiamo sotto. E il primo cavalcavia, ponte dell'autostrada. Bembe è sempre qui. Dai, vai Pantani! Carichi più che mai.
Ed ecco la prima asperità di giornata, salita di Legnaro che scollina e va verso Roncaglia. Siamo in compagnia con i due fuggitivi. Dai che si corre. Dai, non mollare che in montagna è pieno di e l'altro sono io, ciao. Sono le ore 10:30. E noi dov'è che stiamo andando? A Sant'Antonio, sempre quella la meta. Hashtag Road to Santo. Ma saranno riusciti i due baldi giovani a raggiungere la Basilica di Sant'Antonio di Padova a piedi? O qualche ostacolo avrà interrotto i loro sogni di gloria? Ma facciamo così: se tu lasci un bel mi piace, ti iscrivi al canale, condividi il video con qualche tuo amico, amica che come te piace l'avventura, io tra qualche giorno ti porto le immagini della seconda parte di Da casa al santo a piedi. Ovviamente le difficoltà aumenteranno, la mente non sarà più lucida come alla partenza, le gambe inizieranno ad appesantirsi. Manuel aveva detto che aveva una vescica sul piede sinistro, giusto? I chilometri aumenteranno e le difficoltà quindi saranno maggiori. Intanto un saluto da Manuel Cosimo Muia, Johnny 3, ci vediamo nel prossimo video e dai che andiamo!